È già mezzogiorno, quindi è tempo di un nuovo appuntamento con Io Compro Siciliano Live. Bentrovati a tutti quanti da Diana Chiavetta. Anche oggi avremo modo di conoscere degli ospiti stratosferici. Allora, inizio subito col dare il benvenuto a Roberta Arnone. Roberta, ciao, ben arrivata. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Grazie intanto presentarti è per difficile. l'invito. È un piacere. Presentarti però è difficilissimo perché tu sei attrice, scrittrice, ma possiamo parlare del tuo lavoro nella danza, nel canto, con il teatro popolare. Cioè, come ti presento? Sei un artista, Ma questo lo guarda, non lo sappiamo. so perché mi piacciono tutte queste cose, quindi diciamo che non ce n'è una che prevale rispetto alle altre. Non ce n'è una Eh, gerarchia nelle tue passioni? oddio, viene difficile a te, ma viene difficile ancora di più a me, devo essere sincera. In questo momento, diciamo, attrice e regista, visto che sono appena tornata da questo nostro corto mio e di Tony Morgan per la produzione di Jacopo Dotti, che si chiama Bacio. Il futuro di una generazione è un film che ha come tema sicuramente un tema sociale, diciamo la fuga dei cervelli di questi ragazzi che sono costretti ad andare via dall'Italia per trovare lavoro, per riuscire a trovare una carriera che li soddisfi e quindi questa loro difficoltà nel prendere una decisione, no? Andare via oppure rimanere qui con i propri affetti, i propri genitori, gli amici, i fidanzati. E lo abbiamo girato a Cittadella, in provincia di Padova. Una Prima bellissima di, pri- città dentro le mura medievali, veramente molto bella, non la conoscevo, sono rimasta molto, molto colpita. Poi siamo stati accolti benissimo dal sindaco, veramente è stato un momento molto, molto bello, molto emozionante. Poi abbiamo coinvolto tantissimi giovani, infatti il titolo è Baggio, il futuro di una generazione, non a caso, insomma. Alcuni sono venuti anche dalla Sicilia, due ragazzi molto giovani, un altro lo abbiamo trovato lì, che lavora lì da tanti anni, ma in realtà è siciliano, Salvatore Mileti, e quindi è stata veramente una bellissima, bellissima esperienza, nonostante il momento tragico che stiamo vivendo. Siamo stati adesso diciamo, tra i approfondiremo. primi a iniziare nuovamente le riprese. Adesso approfondiremo questo argomento, visto che appunto avete appena terminato di girare Bacio e inviteremo anche Tony. Prima però volevo parlare con te del tuo percorso, della tua carriera, proprio perché il tuo è un percorso che ha toccato, che tocca tanti punti diversi. Quindi mi piaceva raccontare da cosa hai iniziato, come hai iniziato e come sei arrivata poi fino alla scrittura, alla regia e a tutto ciò che ci racconterai anche quest'oggi. Sì, guarda, io ho sempre avuto una vena un po' artistica, diciamo, perché io ho iniziato, addirittura avevo 17 anni quando ho iniziato a scrivere il primo giallo, perché io scrivo libri gialli, soprattutto A scrivo anche 17 poesie, anni? sceneggiature, ma come scusa? A 17 anni, quindi andavi ancora a scuola Sì, e già eri pronta col tuo primo libro? sì, ma ti dirò che poi l'ho messo da parte, nel senso che l'ho scritto proprio completamente tutto, dall'inizio alla fine, tutta la trama, dopodiché l'ho messo da parte e l'ho riscoperto dopo tantissimi anni, figurati che poi l'ho pubblicato 3 anni fa, quindi ecco, non ti dico esattamente quanti Quanto anni tempo è sono passati, passato? ma Però ad occhio e tantissimi. croce più di un mese, più di 2 o 3 mesi Sì, saranno grazie. passati. No, no, ne sono passati veramente tanti. Dopo di quello, allora ne ho scritto un altro che ho pubblicato un anno fa. Il primo si chiamava Cadaveri allo specchio, il secondo La maledizione dell'ultimo regista. Ecco, c'è il regista di mezzo perché già avevo fatto un po' di teatro, però avevo questa passione per il cinema e quindi ho diciamo, messo insieme la scrittura del giallo con il cinema. Infatti parla praticamente di questa maledizione che incombe su questi due registi ed è ambientato nel castello di Falconara, qui nella provincia di Caltanissetta. Oltre a quello poi ho iniziato a scrivere delle poesie, ma io già da tempo, diciamo, non a 17 anni, qualche anno in più, avevo già iniziato a far parte di un gruppo di musica popolare siciliana di Ciarmacantu, quindi scrivevamo anche alcune le abbiamo riadattate, diciamo, altre le abbiamo scritte di sana pianta. Poi ho iniziato anche con la danza, ho fatto tanti anni anche di danza orientale, facendo tanti sacrifici perché io finivo di lavorare alle 2, io sono impiegata, prendevo il pullman per andare a Palermo, seguire praticamente questa accademia di danza orientali, ripartire, ritornare indietro, quindi proprio una passione che poi è stata interrotta purtroppo dal crollo del ponte dell'autostrada, per cui sarebbe diventato veramente troppo complicato.
E allora ho smesso quello e ho cominciato a fare un po', a dedicarmi un pochino al cinema. E con Tony abbiamo scritto diversi corti, ma ho partecipato anche come figurazioni speciali a alcune cose della Rai, come il commissario Maltese, poi insomma altri corti e mediometraggi, tra cui appunto parecchi scritti da me e interpretati anche da me da Tony. Ma lo invitiamo a raggiungerci, Tony Ma io Morgan, direi proprio di sì, così non mi sento sola. Dov'è Tony? Ciao, Dov'è ciao, Tony? ciao Robby, Eccolo, ciao, ciao Tony. ciao. Ben arrivato. Tony, ma che ci No, fai in Sicilia? allora, no, intanto grazie dell'invito, è importante. Dai, fammi le domande, io arrivo. Tu dimmi che cosa vuoi sapere di me, io ti dico tutto. Allora, io so che tu sei nato in Sicilia, Sì. dopodiché, un po' come nella trama del bacio, hai lasciato questa terra per poter seguire la tua passione. Sì, allora vabbè, giovanissimo, debuttai a 18 anni, quasi 19, debuttai a Teatro Volturno Ambra Iovinelli nella Spettacolo. E per 4 anni ho presentato il Volturno con i personaggi da allora e poi sono entrato nelle caratteristiche del cinema italiano di quegli anni 70, dove ho preso parte a tantissimi film, ho lavorato con Monicelli, Manzina, Stene, i Corbucci, i Tarantino, ho fatto Innamorato pazzo, Casato sballato, Eccezionale veramente, La Gorilla, tutti quei film della commedia all'italiana degli anni 70. È Com'era vivere stato quegli anni, Tony? Com'era vivere il cinema di quegli anni? straordinario, straordinario. Io ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere tutti i grandi personaggi e averci lavorato. Mi ricordo con Mastroianni, una persona di una umiltà enorme sul film Signore e Signore Buonanotte, l'ho visto lì, Carlo Croccolo, Thomas Similia, Adriano Celentano. Questi personaggi mi hanno insegnato molto che bisogna anche essere grandi, ma bisogna essere grandi nell'umiltà. Veramente mi hanno dato una carica straordinaria. C'è una foto che è rimasta virale quando sul set del film Signore e Signore Buonanotte mi ero impappinato perché facevo il volturno, ero di fronte ad Ace Scarpelli e Monicelli, avevo un'emozione unica. Al ciak mi impappino, Callo Croccolo venne lì, mi aggiustò la cravatta e mi ha detto in napoletano: Tony, adesso spacca, tu fai varietà. E da quel momento è partito tutto il mio sogno. Mi ha dato una carica straordinaria. Non lo porterò sempre nel mio cuore, come porterò Tomassimiglia, come porterò quando ho lavorato con Celentano, quando ho lavorato con Enzo Cannavale, con Bombolo, Oreste Lionello, Alberto Lionello. Devo dire, guarda, è una cosa. E l'ultimo per arrivare adesso, anche il mio amico Frassica, voglio dire, fa parte di quella categoria di gente straordinaria ma di grande umiltà. Ecco perché, come diceva Robby, scriviamo questi corti, mi sono dedicato poi al cinema a scrivere dei corti, ne ho scritti 10, alcuni li ho fatti con Roberta e Roberta è una persona straordinaria, ci siamo incontrati due persone che hanno una grande voglia di mettersi in gioco e Grazie di insieme cambio, abbiamo ovviamente, la stima. abbiamo realizzato, Robby, un sogno che nessuno credeva, cara amica, nessuno, perché in 3 anni abbiamo sospeso il film per una questione È tecnica, poi il vero. Covid, e tutti pensavano che noi non l'avremmo mai fatto questo film, Sì, non sì. conoscevano Tony Morgan, non conoscevano Roberto Annoni, non conoscevano Jacopo Dotti, questo giovanissimo produttore. Ci Molto bravo, veramente. abbiamo messo il cavalletto a Cittadella e grazie all'amministrazione, come diceva Roberta giustamente, soprattutto ci hanno accolto con grande affetto. Noi abbiamo dato speranza perché abbiamo messo un cavalletto in un momento che tutti erano lì a tentennare. Noi abbiamo dato speranza con questo film. Questo film è straordinario perché l'abbiamo voluto. Tant'è vero, come diceva Robby, sono arrivati gli attori da tutta Italia. Perfino ne abbiamo preso 3 siciliani, Giada Giordano, una ragazza che canta di Milazzo, pensa, 2 ragazzini, Giada Bucca e Francesco Bucca di Barcellona, sono coloro che chiuderanno il E film. tutti con un grandissimo entusiasmo, veramente Tutti, tutti bravo. molto carichi, molto. È stato bello avere tutti questi giovani attorno in questo momento.
È stato, ma veramente è come tornare indietro, sai, io a 18 anni vado su tranquillamente, anche, credimi, anche se ho fatto tanti film, tantissimi film, anche se ho fatto tanta televisione così, anche se sono considerato un personaggio pubblico, non me ne frega niente, sai perché? Perché sono l'uomo più felice del mondo, perché ormai il passato è passato, penso al futuro, e questi giovani, ogni volta che vado sul set, e con Roberto eravamo entusiasti a vedere questi giovani che veramente sognavano. Beh, questa è una cosa bellissima. Questa è una cosa meravigliosa. Adesso avremo anche la possibilità di farvi vedere un paio di immagini in anteprima. Prima però, come sempre, vi ricordiamo in 5 secondi il nostro sito, il nostro portale www.iocomprosiciliano.com e poi torniamo con Tony Morgan e Roberta Arnone. Il più grande marketplace del Made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com, e poi insieme a tutti i prodotti che lì potete trovare ci sono gli appuntamenti che ci permettono di raccontarvi belle storie che hanno sempre dei collegamenti importantissimi con la nostra terra, così come il bacio che oggi vi stiamo raccontando in compagnia di Roberta Arnone e di Tony Morgan. Allora chiedo al nostro Nicolò Acquisto in regia di farci vedere queste immagini, così poi ci faremo svelare qualcosa di più anche sulla trama. Sono Jacopo Dotti, il produttore del film Bacio, il futuro di una generazione. Di Tony Morgan. E di Roberta Arnone. Il film l'abbiamo già girato, è in fase di montaggio, uscirà prossimamente. Allora, intanto partiamo da qui. Quando, dove, come si potrà vedere il bacio? Allora, cominci tu o io, Roberta? Come vuoi? No, vai, tranquillo. Allora, che problema è Dotti, io l'ho sentito ieri, lo stanno montando e mi ha detto che veramente sono delle immagini straordinarie, si è commosso lui, pensa che ancora noi dobbiamo vederlo. Cioè, noi ci siamo emozionati a scrivere il film, è già qualcosa. Però vorrei un inciso di 30 secondi per dire che la protagonista di questo film, non dimentichiamola, che è Lori, nostra figlia, bellissima ragazza di Marghera, che si chiama Veronica Cortese, è stata una scoperta per me e per Roberta, per la sua bellezza e la sua giovialità. Sì, molto brava, ma è anche una bellissima persona anche interiormente, non soltanto esteriormente. E poi colgo l'occasione, e poi colgo c'è l'occasione per ringraziare tutta la troupe, tutti i ragazzi che hanno preso parte al film, tutti veramente, c'è stato un entusiasmo straordinario, lo stesso entusiasmo che abbiamo io e Robby quando scriviamo e quando... Comunque Tony mi ha detto Jacopo ieri, l'ho sentito anch'io, che probabilmente qualche altro mese dovrebbe uscire il film. Ah, ecco. Stanno lavorando proprio alacremente per cercare di finire diciamo il più subito possibile. Dopo l'estate? Ma speriamo di sì, allora, speriamo di sì. A questo punto sì. Oggi che Roberta... Anche perché vorremmo partecipare un po' ai festival dei corti, quindi insomma... Era quello che dicevo io ieri. Era quello che dicevo io a Dotti ieri, ho detto che sicuramente a breve uscirà una locandina ufficiale e ci sarà il trailer di questo film che è straordinario sicuramente. Intanto, beh, guarda, devo dire questa cosa è straordinaria, questo film è veramente... Questa è una trama importantissima, questo è un film che veramente, il messaggio che voglio dare ai giovani che oggi hanno i cellulari, quando debuttai io in quegli anni non c'era il cellulare, c'era il carisma, chi aveva carisma andava avanti, oggi basta avere il cellulare e si credono di essere arrivati, non è così, se avete un sogno non mollate ragazzi, non mollate, perché i sogni non finiscono all'alba, finiscono per coloro che non credono, lasciate il cellulare a casa e andate dritto al sogno, questo è importante. E vedere questi ragazzi lì che sognavano, erano
era una cosa straordinaria. Questo io dico ai ragazzi: sognate, sognate, ma soprattutto nulla è dovuto nella vita, nulla è dovuto, bisogna conquistarlo con determinazione e con la forza. Guarda, ieri Tony, ti devo dire che ieri Jacopo mi ha portato il riferito ringraziamento da parte di tutti i ragazzi della troupe, che veramente dice: ci avete regalato un sogno, perché per loro è stato, non ci credevano di riuscire, ma non soltanto per il periodo che stiamo vivendo, nel quale abbiamo girato il film, ma proprio non riuscivano loro stessi a credere di arrivare a così tanto, perché loro, vedendo e rivedendo le scene per il montaggio, sono sempre più entusiasti. Quindi io sono contentissima, perché vuol dire che allora evidentemente è uscito un prodotto, sta uscendo un prodotto, insomma, all'altezza. Questo mi fa veramente piacere, al di là Ma di scusami Robby, ma le capacità intellettuali i nostri giovani ce l'hanno, perché negli anni 60 partivano tutti gli analfabeti, andavano a trovare il lavoro a Milano, a Torino, in Germania. Oggi partono gli intellettuali. Cioè, lo so. è la stessa storia del film, con io che Roberta, che nostra figlia, i sacrifici che abbiamo fatto, e poi vediamo nostra figlia che va via. No, questo non può Sì, essere. perché la trama, adesso non possiamo svelarla tutta, però in No, realtà no, questa non famiglia di vogliamo svelarla. siciliani che già si trasferisce in Veneto proprio per cercare di dare un futuro alla figlia, per farla studiare, sperando, pensando che il Veneto sia già la tappa di arrivo, no? E invece in realtà non è così, perché questa figlia, continuando a studiare, laureandosi, eccetera, acquisisce tantissime capacità, a tal punto che la chiamano pure all'estero, e quindi dovrà andare via, come noi siamo andati via dalla Sicilia per il Veneto, lei dovrà andare via dall'Italia per l'Inghilterra. E questo chiaramente fa da un lato un po' soffrire i genitori, perché hanno fatto tanti sacrifici per farla studiare in Veneto, dall'altra parte chiaramente la supportano e l'appoggiano, come tutti i genitori comunque devono fare, ma con la tristezza nel Ma è sempre e stato, comunque finisce in un modo che comunque non possiamo svelare, perché non spoileriamo, vediamo il però mi piacere. avete mandato un paio di immagini, le vorrei vedere insieme a voi, così poi le commentiamo insieme. Ok. Ecco, come puoi vedere tutti più giovani, volte, ma quanti ragazzi, vedere così questa foto tutti insieme rende sicuramente ancora di più l'idea, la potenza di questa energia così giovane, fresca. No, se posso dire una cosa di Roberta, poi me lo fai dire poi dopo, una cosa su Roberta. Diccela Allora, subito, io sono curiosa, non mi puoi tenere segreto. Dipende. Allora, fra tutte le persone che noi ci avvicinano, no? Nel senso, io ho fatto un film che si chiama Solo, il coraggio di non farlo, sull'amicizia che non c'è, che normalmente quando uno non fa nulla spariscono tutti, quando uno ha bisogno spariscono. La stessa cosa a noi nel nostro mondo: se sei al centro dell'attenzione, stai realizzando un film, qualcosa, hai 3.000 amici, tutti sono lì, quando è così. Bene, e difficilmente si hanno dei rapporti di amicizia tra colleghi e via, perché nasce automaticamente un senso anche di invidia, cosa che non mi appartiene nel modo solo. Con Roberto ho questo rapporto straordinario che ho, perché l'ho trovata, al di là che è una persona molto carismatica e intelligente, ed è una persona molto vulcanica, nel senso che insieme in qualche modo siamo come il gatto lui dice che la vulcanica porta. a me, capisci? Io sono vulcanica, lui non so. È la stessa amicizia che ricorre con me, con Nino Frassica, e facciamo lo stesso lavoro, è straordinario, perché proprio solo con l'intelligenza si riesce poi a amalgamare quello che è le nostre capacità. Con Tony si è creato questo feeling bellissimo e riusciamo a lavorare veramente molto bene. Con lei che abbiamo fatto un altro film, una stima reciproca, veramente. Sì, abbiamo fatto un altro film con Roberta che si chiama La mia scelta è più importante diventare senatore o l'amore della famiglia, e Roberta è mia moglie lì. Alla fine non ti svelo il segreto, ma se lo vedi quel film lì, noi parliamo d'amore con Roberta parliamo d'amore, parliamo di socializzazione, parliamo del futuro. Esempio, che adesso io sono in partenza, vado a Roma a girare questo film in omaggio a Thomas Emilian,
diretto da Mirko Alivernini, soprattutto ha trovato due personaggi straordinari, Andrea da Misurare e Gianfranco Zeta. Io faccio parte di questo cast, proprio mi ha lasciato il vecchio nome quando io ho avuto la fortuna di fare due film con Massimiglia, Squadra Antifurto e La Banda che del Com. Anche in questo film mi chiamerò Chiappetta, lo stesso personaggio che facevo negli anni 70. Sono passati mezzo secolo e ancora sono qui. Quelli sono grandi che sono rimasti dentro. Sicuramente con Roberta faremo altre cose, perché non è finito qui Bacio. Dopo Bacio faremo un altro film che c'è già in cantiere. Io la notte dormo con un occhio. E allora noi siamo qui pronti, così non appena potrà raccontare qualcosa di più sul Bacio, non appena potrete svelarci qualcosa di più sui vostri prossimi progetti, li condivideremo anche con tutti i nostri amici di Compro Siciliano. Grazie Roberta Arnone, grazie Tony Morgan per essere stati con noi quest'oggi. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a tutti. tutti. Ciao. A vediamo. voi per questo lavoro, siamo curiosissimi di vedere. No, ma io Compro Siciliano. Ecco, Robby, appena il trailer è pronto andiamo direttamente in studio a trovarla. Sì, ci teniamo. Un piacere. Ok. Ciao, a presto allora. Okay, ciao, grazie. Ciao, grazie. Il nostro appuntamento di mezzogiorno di oggi, domani ci sarà Cristina Ruffino, io intanto ringrazio come sempre tutti quanti voi che ci seguite con grandissimo affetto. Ciao!